La sesta corsa è un confronto per cavalli di 3 anni sulla distanza dei 1660 metri. Sono 11 al via, lo schieramento: 1 Amarcord Matto, 2 Apessan, 3 Riva Mamma, 4 Avio Stella, 5 Admiral Man, 6 Acquatinta Font, seconda linea, 7 Antartide DVS, 8 Asterix, 9 Alba dell'Est, 10 Adamo Dipa, 11 Allison OP. I favori in chiusura per Alba dell'Est Antonio Di Nardo numero 9, ma molto vicino a Cotinta Fonte numero 6 Marco Volpato. Vediamo la fase di lancio. Partiti con Avio Stella veloce, cerca di superare Arriva Mamma, che cerca a sua volta di trovare la corda, superando Apessan, lo fa, e in vantaggio c'è quindi Avio Stella, mentre all'esterno è partito molto bene Adamo Dipa, mentre c'è l'errore di Acquatinta Font, 200 iniziali in 14,2. Adamo Dipa sfonda in 300 metri, all'esterno c'è Admiral Man, poi Avio Stella. In vantaggio Adamo Dipa, Admiral Man cerca di accodarsi in seconda posizione dopo 400 metri, lo fa di precisione, 28,5 la spesa per Adamo Dipa, che partiva dalla seconda fila ma ha colto lancio perfetto e ora conduce davanti allo stesso Admiral Man, mentre in terza posizione Avio Stella precede Arriva Mamma e Amarcord Matto. Il percorsi esterni invece avanza Alba dell'Est, 43,9 il passaggio ai 600. Certo, l'andatura è stata svelta nei primi 600 metri di gara. Ora Alba dell'Est con gradualità cerca di progredire trascinandosi Asterix. Il giro di corsa intanto in 59,3, all'esterno anche Antartide DVS, seguita da Acquatinta Font rimessa. Metà della penultima curva con Alba dell'Est che ora cerca di avvicinare Adamo Dipa. A contatto rimane Admiral Man, se ne va intanto il chilometro iniziale in 1,14,6. Cavalli a poco più di 500 dalla conclusione. Alba dell'Est raggiunge Admiral Man e cerca di sopravanzarlo, al comando però è sempre Adamo Dipa. Quando siamo a 400 dalla conclusione, il parziale in 14,5, continua ad andare via a buona andatura Adamo Dipa, che si mantiene in vantaggio, cerca di avanzare anche Asterix. Intanto completamento della piegata, ingresso in dirittura d'arrivo, Adamo Dipa in vantaggio, Admiral Man in seconda posizione, all'esterno Alba dell'Est, ultimi 100 metri di gara, ma Adamo Dipa ha chiuso la partita e viene a concludere vincitore, allungando ancora nel finale. Admiral Man è ottimo secondo, mentre per il terzo ancora Alba dell'Est dopo intero percorso scoperto. Precede Asterix 1,14,2 il ragguaglio conclusivo, 29,3 a chiudere. Roberto Vecchione, Holger Ehlert a segno con Adamo Dipa, quota di 3,93 al totalizzatore. Il secondo posto per Admiral Man, che finisce ancora bene al secondo posto, mentre Alba dell'Est, dopo percorso interamente allo scoperto, rimane al terzo, precedendo Asterix.